Angelo, quando hai cominciato a suonare la ciaramedda? A 19 anni. 19? E il tuo papà ti ha insegnato come suonare? Sì. E chi ha insegnato tuo papà? Da sé, quasi da sé. Qualche compagno suo allora, quando lui era proprio a zero, ha avuto questa passione. Ha fatto qualche lezione e l'ha avuto. Perché lì di solito come questo è un mestiere Però siccome da pastori. Però si conosceva il culo e non culo, veramente qualche cosa. Ma mio papà che non era un pastore, era un contadino. Intanto ha avuto questa passione e si imparava a suonare. E si imparava a costruire, ma che è costruire? Ma il tuo padre ha cominciato perché a Malletto c'erano suonatori a Malletto, magari l'ha preso a ciaramedda a Malletto? No, a Trano ce n'eravamo abbastanza prima. Sì? Prima eravamo 12, 13. Se l'è comprato in due paesi stesso. Ok. E ancora sta ciaramedda che suonava a Banemma di papà, che ce l'ho io. Antica? Sì. A me mi già detto che ce ne mette il Poggio Scalesi perché su America non è dietro. A come mi ha dimostrato. Io cacetto qua. Io non lo sapevo, tanto ce ne mette in corso. Che sa, la ciaramedda era a Banemma italiani. Angelo, quando tu eri più giovane, tu suonavi per i balletti? Sì, ma sempre per Gesù Bambino, no? Ma non per la gente che volevano ballare, magari in campagna? No. Ma la tarantella che fai? Quando ballavano era in campagna. Sì. Quando suonavamo in campagna. Sì. L'ho detto nelle masserie. In una fattoria. E allora io suonava mio papà. Poi suonava... In campagna? Gli altri ballavano. Sopra ciaramedda? Sì. Ma quella tarantella che hai suonato prima è la stessa tarantella che hai usato per il ballo? Sì. Almeno quello. Ok. Ma si suonava anche il tamburello per accompagnare? No, tamburello non abbiamo. Noi sempre solo abbiamo suonato. Però ci sta bene. Solo ciaramedda e basta, e poi si ballava? Tamburello sopra la ciaramedda ci sta bene. Piano piano se si sta suonando. Ma si ballava anche con Maranzano? Ma dopo che non c'era niente, tanto ballavano, magari che suonavano qua, e ballavano. Si facevano la musica anche con la bocca. Con la bocca? Si suonavano i balletti con la bocca, e gli altri che erano tonzi, che accompagnavano, e all'altro che ballavano. C'era quell'allegria proprio. E come si faceva con la bocca per fare la tarantella? Quella che hai fatto, come si fa? Mi fai una... Poi cangiava poi sulla brocca e facevo che soffia. C'erano tante iniziative così, rozzamente perché non erano cose musicali, erano cose improvvisate fra loro che basta si divertivano. Era un divertimento forse meglio ancora di oggi. Allora, è quello che c'era allora. Quelli erano i tempi. Ok, vi ringrazio.